Portogallo che sembra avere più le idee chiare in questo avvio di partita con la numero 4 Severino su Maniero, ancora Severino, nessun fallo. Tamiozzo per la Polla contro Vicente. Passaggi sbagliati in fase di costruzione, è la prima volta che l'Italia è riuscita a mettere in fila due passaggi fatti bene, è arrivato il tiro diretto. Intanto qui c'è un cartellino blu fischiato ai danni della giocatrice del Portogallo numero 9 per il fallo su Tamiozzo. Cut per le azzurre e Tamiozzo al tiro contro Claudio Vicente. Attenzione, Tamiozzo, il gol! Palo gol, primo gol per la nazionale italiana al 2:51 con Elena Tamiozzo. L'Italia contrattacco contro 3 con Maniero che riesce a tirare su un trio del Benfica sul piastrellato di fronte. Bravissimo, conclusione di Moncovio sull'assist filtrante di Sofia Silva, e questa volta non è minuti. Attenzione a questa percussione, ancora una pallina messa in mezzo, doppio passaggio e miracolo. Tamiozzo, ma insomma il Portogallo è molto alto, ruba la pallina Santos, la ritrova, recupera la pallina Santos, palo, gol, la pallina che rimane sulla linea, poi la carambola fa prevenire il gol. Sousa, scusate, la Polla, il contrattacco non riesce a concludere per questa pallina 3 contro 2. Tamiozzo per Maniero per la Polla, palo, gol, è gol. Penso proprio che sia gol, non riesco a capire. Non può non essere gol. Adesso va bene che l'ha presa a rovescio, se vogliamo essere sinceri. Errore che ha permesso al 2-2 alle azzurre che riprovano questo triangolo con la Polla, e poi Maniero mi sente deciso con la Polla, e qui ovviamente il Portogallo ha un po' rischiato in fase difensiva, ora però d'altra parte Coelho. Claudio Vicente al 14-15, la Polla para Vicente, arriva la pallina, è lì ancora Vicente, la Polla con esperienza, ma c'è in parte il Portogallo con Marlene Sousa disturbata dal bastone di Chiccaretta, che come hai detto te commette il fallo, il gancio con il bastone, e quindi cartellino blu, e quindi sarà pronta Giorgia. Altrimenti ci troviamo con una giocatrice in porta e arriva il gol, questa volta della giocatrice numero 9 del Portogallo, il gol del 3-2. Non riesce a recuperare la pallina, ancora Sousa che cerca l'ingresso di Severino e segna il gol del 4-2 in Severino. Abbiamo visto più volte questa soluzione, c'è servita da Maniero, la stessa Vicentina cercava l'ingresso della piemontese, non è arrivato, ancora Moncovio già dall'altra parte il Portogallo e segna con Santos, ma tutto il gol è di Moncovio che si è sciroppata in 5 secondi tutto il campo, ha trovato Santos libero, mentre l'Italia era un po' in ritardo. Immaginare un po' questa strabordanza del Portogallo. C'è intanto Rossetto pronta al cambio, Pamela La Polla, il gol di Elena Tamiozzo. Ci voleva veramente come una medicina quando si è malati. L'assist era leggermente troppo veloce e la Polla ovviamente superwoman com'è non è riuscita poi a deviare. Il Santos d'altra parte, il gol è un diagonale velenosissimo che incrocia gli sguardi di Vicky Caretta a segnare ancora il... Provano ad approfittare le giocatrici della nostra nazionale con questo passaggio di Pamela per Elena, la pallina in mezzo e un avanti. C'è bello il lancio di Tamiozzo per Orsato non trova, però non aveva tanto, però insomma una settimana prima qualche allenamento in più sicuramente. Cerato! Una prima conclusione della Trissinese sul passaggio di La Polla. Cerato con il bastone di Tamiozzo, ma era troppo sulla traiettoria e quindi ha dovuto saltare. Qui bella conclusione. La Polla per Maniero, c'è libera Cerato, vicinissimo.